Qual è il segreto per fare un buon campo di righera? Un buon fondo di terra, creda, e poi sopra un saldan, che è una terra un po' sabbiosa per andare a smagrire e che tenga legato il fondo mescolato con la cenere che fa chiusura. Quindi niente cemento qua. Niente cemento. È una vera e propria ricetta che viene tramandata da secoli. Terra naturale che che poi viene spalmata, si può lisciare e quando si asciuga Ma dove si trova questa terra qua? delle colline qua di Ceneda, terreno morenico. Cioè, lo trovate solo qua, insomma. Qua tutto nel circondario qua del Vittoriese, Ceneda, fino verso la zona, i primi paesi di Conegliano. E ha questa particolarità che è malleabile, poi quando si asciuga diventa... Quando si asciuga diventa liscia, però se si asciuga troppo crepa e fa le borse. Ecco perché si diventa maestri nel realizzare i campi da righea, ma anche nello spiegare questo gioco, dove si conquistano uova che si centrano con il proprio uovo e che un tempo significava portare anche a casa da mangiare. Oggi i tempi sono cambiati, ma la memoria resta, così un'associazione ha deciso di costruire una righea in piazza a Ceneda per far divertire grandi e bambini, ma soprattutto per rilanciare la tradizione. Abbiamo voluto riscoprire quelle che sono le vecchie tradizioni, quindi riportare la righea di nuovo in Duomo, perché manca credo da circa 15 o 20 anni che non si faceva più. C'era un circuito che voleva dire una righea qui in Duomo, poi c'era una righea che c'è una righea da Bassichet cosiddetto, che siamo in Piazza Gallina. Poi abbiamo una righea che veniva fatta, quest'anno l'hanno fatta a Cozzuolo, Parco Valentino, Borgo Pretura Carpesica, e poi c'è anche la casetta delle Occhette a Meschio. Queste di solito erano le righee quelle principali. Associazione che punta in particolare al turismo con l'istituzione di un bus navetta per visitare non solo le righee, ma per far scoprire anche dei suggestivi quanto sconosciuti angoli vittoriesi. Quindi riproporre le proprie tradizioni vuol dire anche incentivare il turismo, certamente sì,